sono giornalisti. Bene, buongiorno, benvenuti, grazie della presenza. E l'occasione è quella di presentare una situazione che ci preoccupa molto, sia come consiglieri generali ma soprattutto come medici, perché qui c'è il collega Dario Giacomini, che riguarda la qualità e la sicurezza delle cure. Devo fare una premessa: in questo tempo in cui sono impegnato in regione e osservo, ovviamente facendo parte della Commissione Sanità, stiamo approfondendo la situazione che riguarda lo stato della sanità pubblica in Veneto. E devo dire che di fronte alle audizioni che facciamo, noi facciamo delle richieste per conoscere le situazioni, le prese di posizione, i concorsi, come sono il numero di gettonisti, tutti questi dati che servono per capire, essendo noi appena arrivati in Consiglio, per capire la situazione. E devo dire con estrema franchezza che sono mesi che li chiediamo, e questi dati non solamente noi ma anche colleghi di altri gruppi, e non ci vengono forniti determinate questioni, determinate scelte, e quindi questo ci impedisce di avere un quadro e riferire ai cittadini, perché il nostro obiettivo è quello di tenere informati i cittadini di questa situazione. In questo caso stiamo affrontando un problema particolarmente grave, perché riguarda la qualità e la sicurezza delle cure, intendendo ma chi abbiamo noi che opera poi nei nostri servizi sanitari, con che qualità, con che preparazione, con che titolo. Io non aggiungo altro per evitare doppioni e passo la parola a Dario Giacomini, che sull'argomento ha già sollevato, attraverso il suo sindacato Contiamoci, una serie di problematiche, ma noi vogliamo amplificare perché è giusto, e rammento che anche su altre questioni, quando i cittadini chiedono, le informazioni vengano date. L'altro giorno noi abbiamo avuto una risposta che dico abnorme da parte dell'autorità, del commissario dell'autorità di bacino, quando abbiamo chiesto di poter vedere le carte di un progetto sulle Grave di Ciano. Ci è stato risposto prima a un sindaco ma poi a noi che non abbiamo titolo di vedere non abbiamo un interesse specifico, come se uno non abbia interesse su una materia importante che riguarda la sicurezza idraulica di un fiume, e ben ancora maggiore su quanto riguarda la sicurezza e la qualità del servizio che viene erogato dai cittadini, che rammento è l'80%, è il core business di quello che deve fare la Regione. Dario, grazie della presenza, e a te la parola. Beh, intanto ringrazio Riccardo come collega, come consigliere regionale, ringrazio ovviamente il gruppo quindi di Resistere Veneto in Regione, che ci dà la possibilità di essere oggi qui, e perché questo tema comunque l'abbiamo affrontato anche in precedenza, abbiamo mandato delle PEC oltre che al Ministero della Salute anche qui in Regione e anche all'assessore della sanità regionale senza avere alcuna risposta, quindi speriamo che attraverso questa conferenza stampa insomma possiamo essere più fortunati. Oggi appunto siamo qui per denunciare con chiarezza una scelta che viene presentata come risposta a un'emergenza, ma che rischia di trasformare ancora una volta l'emergenza in metodo ordinario di governo della sanità. Parliamo in particolare dell'articolo 15 del decreto legge 34 del 2023, che poi è stato convertito in legge e che adesso è stato prorogato fino al 31 dicembre 2029. Questa norma consente, per chi non la conosce, l'esercizio temporaneo, che comunque è già stato prorogato più volte, di attività mediche e sanitarie da parte di professionisti con titoli conseguiti all'estero, non ancora riconosciuti secondo le ordinarie procedure italiane. Questo riguarda non solamente la classe medica, anche se ovviamente fa più scalpore pensare a un medico che potesse lavorare nei nostri ospedali con queste qualifiche, ma riguarda tutte le professioni sanitarie, dall'igienista dentale al farmacista, al veterinario, all'infermiere. Quindi voglio chiarire subito un punto. Qui non è in discussione ovviamente la nazionalità dei professionisti, non è una questione contro chi arriva dall'estero. È una questione di garanzie, di qualità delle cure, di sicurezza dei pazienti e di rispetto delle regole che devono valere per tutti. In sanità chi cura deve essere messo nelle condizioni di farlo con titoli pienamente verificati, competenze riconosciute, responsabilità chiari, obblighi formativi certi, controllo ordinistico effettivo, conoscenza adeguata della lingua italiana e piena integrazione nell'equipe all'interno del quale dovrà andare a lavorare.
Una deroga può essere comprensibile in una fase eccezionale e limitata, ma quando una deroga viene prorogata fino al 2029, dal 2023, non siamo più davanti a una misura temporanea, siamo davanti a una scelta politica. Invece di risolvere le cause della carenza di personale, si sceglie di abbassare l'asticella e di gestire la crisi con strumenti emergenziali permanenti. E non è la prima volta, aggiungo. Il caso Veneto in questo è emblematico. La Regione Veneto ha previsto un avviso pubblico per medici specialisti, cittadini dell'Unione Europea ma anche extra Unione Europea, con titoli esteri non riconosciuti dal Ministero della Salute, da destinare prioritariamente, ciliegine sulla torta, alle strutture di emergenza urgenza e di pronto soccorso. Stiamo parlando del settore più delicato del sistema sanitario, il pronto soccorso, il luogo dove arrivano codici rossi, pazienti instabili, anziani fragili, politraumi, infarti, ictus, sepsi, urgenze psichiatriche, situazioni sociali complesse, aggressività, ne abbiamo parlato tanto, incomprensioni linguistiche e familiari. È proprio lì che vorrebbe inserire personale con titoli non ancora riconosciuti ordinariamente in deroga alle regole comuni. La Regione Veneto aveva proposto questa cosa ancora ad agosto, quindi con il vecchio Consiglio regionale, tramite l'assessore Lanzarin, era luglio-agosto, probabilmente era agosto 2025, di questo primo bando è di fine gennaio 2026, dopodiché sono intervenuti la FNONCEO, quindi l'ordine dei medici, sono arrivati a un contenzioso, infatti, e dopo questo contenzioso c'è stata un'evoluzione, e adesso affronto questo tema. La Regione Veneto, dopo il contenzioso infatti promosso da FNONCEO e dagli ordini provinciali dei medici, ha modificato la procedura di assunzione. È stata prevista una commissione composta da 3 direttori di servizi di pronto soccorso o urgenza, un rappresentante dell'Università di Padova e Verona e un rappresentante degli ordini provinciali che prima mancava. La commissione dovrà valutare i titoli, confrontare i percorsi formativi esteri con quelli italiani, verificare le competenze specifiche per l'emergenza urgenza e svolgere un colloquio. Ma resta un punto fondamentale: quanto pesa il voto di ogni singolo componente della Commissione? Il documento regionale non lo chiarisce, non dice se il voto dei 3 direttori di pronto soccorso possa prevalere automaticamente sugli altri 2, non dice se il rappresentante dell'ordine abbia un potere effettivo o solo una presenza formale, non dice se le decisioni siano prese a maggioranza semplice, all'unanimità, con voto prevalente del Presidente o con pareri vincolanti. E quando si parla di sicurezza dei pazienti, questi dettagli non sono burocrazia, ma sono sostanza. Ci viene detto che se ci sono differenze colmabili nelle competenze di costoro, la Commissione potrà prescrivere una misura compensativa, cioè un tirocinio prima dell'accesso al contratto. Bene, ma anche qui le domande sono molto. Quanto dura questo tirocinio? Chi lo valuta? Chi certifica che le lacune siano davvero colmate? Che responsabilità ha l'azienda che le assume? Che responsabilità ha il tutor? Poi vedremo che cos'è il tutor. E soprattutto chi farà concretamente da tutor? Perché il rischio è sempre lo stesso, scaricare ancora una volta il peso sui dipendenti già in servizio, medici e sanitari che oggi lavorano in pronto soccorso e sono già sotto organico, già sottoposti a turni pesantissimi, già esposti a aggressioni e burnout. Ora potrebbe doversi fare carico anche dell'affiancamento dei nuovi assunti, come tutor, senza sapere se avranno tempo dedicato, quindi specialmente per dedicarsi a questa attività, riduzione del carico assistenziale dovendo fare altro, riconoscimento economico e protezione sul piano della responsabilità professionale. Il tutoraggio non può essere una parola magica messa in un atto amministrativo. Se un medico deve fare da tutor, deve avere tempo, strumenti, ruolo formalizzato e tutele, altrimenti si crea il paradosso. Per coprire la carenza del personale si aumenta il carico su chi è già in carenza. C'è poi la questione linguistica. In Veneto si parla della necessità di verificare la conoscenza di italiano, prima era in un modo, adesso con questo accordo sarebbe richiesto almeno un livello B2 europeo. Ma dobbiamo chiederci, un livello B2 generale è davvero sufficiente per lavorare in un pronto soccorso? In pronto soccorso non basta saper conversare, bisogna capire sfumature, urgenze, sintomi descritti male, anziani confusi, pazienti stranieri, pazienti agitati, espressioni dialettali, consenso informato, consegne cliniche, cartelle, protocolli, comunicazioni rapide con infermieri e colleghi. La lingua in sanità non è un dettaglio, è uno strumento clinico. Un errore di comprensione può diventare un errore diagnostico. Un errore diagnostico può diventare un danno per il paziente. La Regione Veneto prevede anche un elenco speciale, temporaneo, presso gli ordini provinciali dei medici per gli idonei selezionati e reclutati dalle aziende ASL. Questo passaggio nasce dopo appunto questo contenzioso con FNONCEO ed è positivo che ci sia almeno un tentativo di trasparenza e tracciabilità, ma non basta sciogliere tutti i nodi. Non siamo davanti a una piena equiparazione ordinaria dei titoli.
Non siamo davanti al percorso normale di riconoscimento ministeriale, siamo ancora dentro una procedura derogatoria, emergenziale, temporanea, ma prorogato fino al 2029. E allora la domanda politica è semplice: vogliamo davvero costruire la sanità dei prossimi anni sulle deroghe? La carenza di personale non nasce oggi, è il risultato di anni di mancati investimenti, stipendi non adeguati, turni massacranti, blocchi, vincoli, aggressioni, medicina difensiva, cariche amministrative, liste d'attesa e perdite di attrattività del Servizio Sanitario Nazionale. Mancano medici, infermieri, tecnici, operatori sanitari perché il lavoro sanitario è stato progressivamente svalutato. Ai professionisti si chiede sempre di più, ma si dà sempre di meno. Meno tempo, meno sicurezza, meno retribuzione reale, meno prospettive, meno rispetto. E allora invece di intervenire sulle cause, si interviene sugli effetti. Invece di rendere attrattivo il lavoro nella sanità pubblica, si cercano scorciatoie. Invece di pagare meglio i professionisti, si ricorre alle deroghe, alle cooperative, agli appalti, ai gettonisti, ai contratti temporanei, persone fragili sul piano contrattuale. Si trovano soldi per costruire scatole vuote, come le troppe case di comunità destinate a rimanere edifici senza personale sufficiente. Si trovano soldi per esternalizzare servizi e alimentare appalti. Ma quando si chiede di aumentare in modo serio, no, i 50 euro al mese, in modo serio gli stipendi dei professionisti sanitari, di migliorare le condizioni di lavoro, di assumere stabilmente, di ridurre i turni insostenibili, allora improvvisamente le risorse mancano. Questa è la grande ipocrisia. La qualità delle cura non nasce dai muri, nasce dal tempo, dalla competenza, dalla continuità, dalla relazione tra professionista e paziente. Se una visita dura pochi minuti, e penso che tutti abbiamo fatto questo tipo di esperienza, il paziente viene ascoltato meno. Se il medico deve correre da una stanza all'altra, aumenta il rischio di errore. Se l'infermiere segue troppi pazienti, diminuisce la sicurezza. Se il professionista lavora esausto, il sistema diventa pericoloso. E quando un paziente è curato male, alla fine costa di più. Più accessi ripetuti, più esami, più ricoveri evitabili, più complicanze, più contenzioso, più sfiducia. La sanità non può essere governata solo con logiche di budget. Il tempo di cura non è uno spreco, è parte della terapia. C'è poi un altro rischio che va detto chiaramente, il dumping salariale. Quando si mettono nel sistema lavoratori con titoli non ancora pienamente riconosciuti, assunti in deroga, spesso più deboli contrattualmente, magari meno sindacalizzati, più ricattabili, soprattutto nel privato, si crea il rischio di abbassare il valore del lavoro sanitario per tutti. Il datore di lavoro può essere tentato di preferire personale più fragile, meno tutelato e più disponibile ad accettare condizioni peggiorative. Questo non tutela i professionisti stranieri, anzi li espone, e non tutela i professionisti italiani, li mette in concorrenza al ribasso. Soprattutto non tutela i pazienti. Noi non vogliamo lavoratori serie A e lavoratori di serie B, vogliamo semplicemente regole uguali per tutti, tutele uguali per tutti, standard uguali per tutti. Su tutto questo colpisce anche il comportamento degli attori istituzionali e professionali. In Veneto va riconosciuto che Farmaceo e ordini provinciali hanno promosso un ricorso e ottenuto modifiche alla procedura. Ma a livello nazionale, su una proroga fino al 2029 di una norma così delicata, il dibattito pubblico ancora una volta è stato assente. Troppo silenzio da parte di ordini, sindacati e società scientifiche. Durante il Covid abbiamo sentito invece toni durissimi contro i sanitari che non si erano prostrati all'obbligo vaccinale, chiedendone l'allontanamento anche quando si trattava di professionisti stimati e competenti. E non lo dico io, lo dice lo stesso ex presidente Zaia, che ebbe a riconoscere che molti di quei sanitari erano ottimi professionisti. Quelle sospensioni contribuirono a ridurre ulteriormente il personale disponibile e a mettere in difficoltà reparti e assistenza ospedaliera. Oggi, davanti a una deroga che riguarda titoli, riconoscimenti, pronto soccorso, responsabilità, lingua, tutoraggio, ordini, ECM, cerebri crediti formativi e sicurezza dei pazienti, ci aspetteremo almeno la stessa forza, la stessa vigilanza, lo stesso rigore. Invece troppo spesso prevale il silenzio. Noi come Contiamoci ti chiediamo 3 cose precise. Primo, trasparenza totale. Vogliamo sapere quanti medici e sanitari sono stati autorizzati in deroga, in quali regioni, in quali aziende, in quali reparti, con quali contratti, con quali retribuzioni, con quali verifiche. Secondo, garanzie vere. Vogliamo conoscere il peso del voto dei singoli componenti delle commissioni, i criteri di valutazione, il livello linguistico richiesto, le modalità dei colloqui, la durata dei tirocini compensativi, le responsabilità dei tutor, le coperture assicurativi, gli obblighi formativi e i controlli ordinistici. Terzo, il più importante, un piano straordinario per il personale sanitario.
Non un piano fatto di slogan, un piano fatto di aumenti stipendiali veri, assunzioni stabili, condizioni di lavoro migliori, sicurezza nei reparti, riduzione dei carichi, più tempo per la cura, più formazione, più rispetto. La sanità non si salva precarizzando le regole, non si salva costruendo edifici senza personale, non si salva scaricando sui dipendenti già stremati il compito di tappare ogni falla, non si salva con il dumping salariale, si salva investendo nei professionisti e nella sicurezza dei pazienti. Perché il punto è questo: ogni deroga sulle regole professionali può diventare una regola sulla qualità della cura e ogni deroga sulla qualità della cura ricade prima o poi sui cittadini. Noi non accettiamo una sanità fatta di scorciatoie, non accettiamo che l'emergenza diventi normalità, non accettiamo che il diritto alla salute venga sacrificato sull'altare del risparmio e della propaganda. Serve personale, certo, ma serve personale formato, riconosciuto, tutelato, controllato, pagato dignitosamente e messo nelle condizioni di lavorare bene. Solo così si difende il Servizio Sanitario Nazionale, i professionisti e i pazienti. Grazie. Bene, grazie Dario, ma io porto la mia esperienza ovviamente finché ho lavorato in sistema sanitario. È evidente che si è scaricato con la politica del risparmio, perché questo è cominciato a dire che bisognava razionalizzare. Noi abbiamo sempre puntato il dito su azienda zero, perché non perché siamo per gli sprechi, ma perché l'obiettivo è risparmiare e alla fine guardate che si risparmia sulla pelle dei pazienti. Si risparmia prima sui professionisti, prima sulla qualità delle cure, sull'attenzione e alla fine la paghiamo noi come cittadini, come utenti. Ed è una cosa veramente brutta. Io sono stato richiamato quando ero medico di famiglia perché utilizzavo determinati farmaci che costavano un po' di più. Ma dico, mi accusate che li utilizzo non correttamente? No, però sei sopra la linea della spesa. Ma come stanno i miei pazienti? Quanti ne mando a pronto soccorso? Ho un carico che scarico agli altri? Non avete fatto questa valutazione complessa se faccio il medico. Quindi questo è un elemento fondamentale. Adesso, mi riallaccio a quello che dicevo in premessa, noi vorremmo sapere quanti gettonisti ci sono nei pronto soccorsi, che qualità hanno, perché non è di poco tempo fa che, per quanto riguarda, mi pare proprio la ULSS Berica, sono stati eliminati da parte di chi segue la questione, proprio dalla prefettura, un contenzioso, una serie di gettonisti che non avevano i titoli per lavorare in pronto soccorso. Voi capite che è vero che ogni medico laureato, come dice l'assessore Gerosa, è abilitato a fare il medico, ma un conto è fare il medico, un conto è fare il medico in determinati contesti dove ci vogliono anche gli strumenti per poter operare con qualità e sicurezza. Quindi ricade anche il secondo aspetto che viene citato qui sull'accoglienza di medici stranieri. Non possiamo pensare che la riforma sia o la risoluzione del problema sia faccio arrivare dall'estero che non sanno, parlassero anche benissimo l'italiano, il percorso è uguale. Io so che una mia parente medico che è andata negli Stati Uniti ha dovuto praticamente rifare la laurea per lavorare lì, ha dovuto rifarla. Allora, non vogliamo così, ma una verifica se il percorso è assimilabile, se ci sono le condizioni, e poi, è vero, e lo ribadisco, io conosco infermieri, medici che scappano dal Servizio Sanitario Nazionale, perché le paghe non aumentano, i turni sono massacranti, le richieste sono incredibili e le risposte sono di questo tipo. Tanto è vero che lo diciamo, è oggetto di una nostra interpellanza, a Vittorio Veneto, faccio nomi e cognomi, si chiudono i reparti perché non si è in grado di garantire l'apertura degli stessi durante il periodo delle ferie, perché devono pur fare le ferie, quelle non si possono negare per legge. Quindi cosa si fa? Si chiudono i reparti e si spostano da una parte, quindi voi capite che quando si cominciano poi a chiudere i reparti di determinati ospedali, il passaggio successivo è che l'ospedale sarà chiuso, verrà ridimensionato, perché si ottiene così, prima togliamo una cosa, poi l'altra, alla fine sarà chiuso. E noi non siamo a favore che ci sia un unico grande ospedale dove andremo tutti in tutta la regione Veneto, perché estremizzando questo rapporto chi sta su a Santo Stefano di Cadore potrebbe domani assurdamente dover andare a Mestre, perché abbiamo deciso che quello è l'unico ospedale che può servire tutti. Allora, chiaramente la mia è un'estremizzazione che non trova riscontro, ma questa è la problematica vera di queste politiche. L'aspetto che viene colto qui, e noi insieme a Dario come gruppo abbiamo fatto anche una serie di domande per vedere quali sono i numeri della situazione dei medici in Veneto, quanti concorsi vengono fatti, e vogliamo trasparenza, perché sulle cose bisogna che sia trasparenza, ci sia risposta, e mi dispiace dire che le risposte
non stanno arrivando da parte delle strutture. Non so di chi sia la responsabilità, ma sono mesi che facciamo richieste e non abbiamo risposte per poter avere dati certi. A noi piace avere i dati certi, non vogliamo parlare sui numeri, ma partendo da, come in questo caso, leggi o da constatazioni o da segnalazioni dei cittadini, vogliamo avere le risposte delle strutture, poi faremo le nostre critiche, ma se non ci arrivano le risposte, cosa c'è dietro? Perché non c'è voglia di dare risposta? Perché non serviamo, siamo inutili? Beh, siamo stati messi lì dai cittadini per fare questo compito, soprattutto, e lo ribadisco, che l'80% del bilancio della Regione riguarda la vostra salute. La nostra e la vostra salute, non stiamo parlando di cose e che devono essere gestite con trasparenza, pur sapendo tutte le difficoltà che sta vivendo il sistema, e quindi in questo caso noi appoggiamo fermamente le richieste che già sono state fatte a suo tempo, anche a livello centrale e regionale, che sono senza risposta. Voi sapete che è di oggi che la presunta riforma, no, dei medico di famiglia è stata ritirata dal governo, che prevede praticamente il passaggio alla dipendenza, nel senso che chi è già in corso può mantenere così, chi arriva deve dare i servizi in queste case delle comunità, che è un escamotage messo in piedi prendendo soldi del PNRR, cioè a debito, che devono essere chiusi entro questo 30 di giugno, dovrebbero essere attivate e che non partiranno. Perché è chiaro che se tu vuoi cambiare una modalità del rapporto di lavoro, c'è pochissima gente che sceglie di andare a fare il medico di famiglia, dipendente dal sistema sanitario nazionale, per la paga che ha, con le ore che gli vengono richieste e le prestazioni. Cioè sono tutte alchimie teoriche che non portano a un risultato, per cui già abbiamo la carenza di medici di famiglia, già li formiamo, io l'ho detto pubblicamente in aula, in maniera secondo me non idonea, perché in questo caso i sindacati dei medici di famiglia hanno utilizzato le scuole di formazione per fare i loro, diciamo, i loro obiettivi, non dico altro. E quindi non c'è una formazione, io l'ho detto in aula tranquillamente, lo ripeto, io sono pronto per fare docente gratis. Ho 50 anni, diciamo, di esperienza alle spalle, qualcosa posso insegnare, soprattutto nel rapporto col paziente, credo che è una questione su cui dovremmo ritornare. Però stiamo improvvisando, ma i medici non ci sono. E cosa prendiamo? Domani mattina io lo vedo già dalle nostre parti in Veneto, uno che non capisca la lingua e venga dalla persona anziana che dice mi farie mal qua a chat, e cosa gli dice? Ho capito tutto. Poi adesso ridiamoci un po' sopra, però la situazione è questa, e quello che mi sorprende è che si faccia finta di niente e non arrivino le risposte per poter mettere nero su bianco le varie posizioni. Riccardo, io aggiungo il problema che la sanità oggi è budget, giustamente tu dici il budget più importante della regione, di tutte le regioni, non solo quella del Veneto chiaramente, ma la nostra salute e la qualità della nostra vita non si compara con il budget, con il costo. E questa è la cosa importante, cioè se la sanità è un foglio Excel e noi siamo numeri di quel foglio Excel, questo è il vero problema, perché la nostra vita è unica, irripetibile, che ha un inizio e una fine, e dobbiamo viverla con dignità, con rispetto, e che siano garantite quelle cure che costituzionalmente ci sono garantite per poterla svolgere nel miglior modo possibile, alimentando il Servizio Sanitario Nazionale che è pagato con le nostre tasse. E invece sta diventando una questione semplicemente di far quadrare i conti, di abbattere le liste d'attesa. Ma cosa vuol dire abbattere le liste d'attesa? Se io ne faccio entrare uno ogni minuto di paziente, abbatto le liste d'attesa, ma li ho visitati, li ho curati, li ho ascoltati, e dopo, se faccio un errore diagnostico, se quel tumore non lo vedo e magari 5 anni dopo viene fuori, quanto mi costerà in cura, in terapia, quella persona, oltre ad aver rovinato la vita di una persona? Forse molto di più che aver dato il tempo di poterla visitare, di poterla ascoltare, di poterla seguire. Questo è quello che sta diventando oggi il cittadino nell'ambito della sanità, semplicemente un numero che deve essere gestito nella maniera migliore, perché i direttori generali possono fare la loro bella figura e dire la mia azienda ha i conti in ordine. Ma volentieri farei debito molto più alto se questo volesse dire vera salute per tutti i cittadini, perché quello è un valore inestimabile che vale la pena, diciamo così, contraccambiarlo, controbilanciarlo con un debito.
perché la sanità e la salute è debito, non è guadagno, togliamocelo dalla testa, e invece deve essere gestito come un'azienda, e qua si aprirebbero tante questioni. Questo, diciamo, abbiamo inquadrato bene la questione. Dico io, e lo scopo è anche quella, vogliamo le risposte, perché ci sono state fatte nelle sedi opportune e competenti le domande, vogliamo le risposte. Perché non arrivano le risposte? Lo rimandiamo alla Giunta per quanto riguarda la competenza della Giunta regionale, e per quanto riguarda le competenze dei più alti livelli, guardate, noi veniamo da richieste che abbiamo fatto in altri settori, siamo ancora a zero come risposte da parte di chi dovrebbe rispondere a esigenze di qualsiasi cittadino, a maggior ragione se rappresenta un maggior numero di cittadini, come può essere, non perché me ne voglia tirare che sono più importante, come vuole essere, come è un consigliere regionale che rappresenta la volontà dei cittadini e deve dare delle risposte a questo. Ma alla fine il problema è la tutela dei cittadini. Questo è l'obiettivo che dobbiamo recuperare, e la sanità può avere sicuramente le risorse che ci servono se si vuol capire che devono essere fatte delle scelte in questo tempo. Se invece, come ha detto bene Dario, viene considerato un budget, non potrà che essere al risparmio, perché comunque una persona porta guadagno solamente se consuma tante medicine, alle ditte farmaceutiche forse, ma non se viene seguita e curata bene. Questo è. Sì, sarebbe una buona medicina, sicuramente fonte di risparmio per tutti e di salute per il cittadino, quindi avrebbe un doppio vantaggio. Io con Riccardo, quando ci siamo sentiti per questa conferenza stampa, l'obiettivo è quello di far conoscere il più possibile, attraverso anche le attività che può fare un consigliere regionale, un movimento che è in consiglio regionale, quelle che sono le problematiche vere, fuori dagli slogan, diciamo così, istituzionali, va sempre tutto quanto bene, siamo sempre l'eccellenza, siamo sempre migliori. Non è così, non è così. Chiunque vive e è nei pronto soccorsi, negli ospedali, non solo i lavoratori, ma anche i cittadini che vi afferiscono, vedono come sta cadendo la qualità del servizio erogato. È innegabile questo. E io sono più giovane di Riccardo, ho iniziato 20-25 anni fa a lavorare, però mi ricordo che gli ospedali, quindi non tanto tempo fa, riuscivano ad assorbire in maniera diversa le richieste, riuscivano a soddisfare meglio le esigenze del cittadino, c'era più tempo. Adesso praticamente è come se avessero rotto una diga che sta travolgendo tutto e tutti, e la risposta non può essere, ribadisco, quella semplicemente delle somme, delle differenze dal punto di vista economico. Ma è semplice, nel senso che se un infermiere che fa la pulmonologia, cioè guarda le ulcere, deve fare una medicazione di un'ulcera delle gambe, vene varicose, in tot minuti, una può richiederne 5 e un'altra 10 o 15. Se tu invece vuoi in un'ora averne 20, non siamo in una catena di montaggio automatizzata. Questo è il problema, stiamo parlando di persone, di problematiche che non sono, cioè quando tu una medicazione la apri, non sai quello che trovi, quindi nessuno può determinare una standardizzazione, e purtroppo questo è quello che ci viene impostato nelle ULSS, quello che i direttori generali trasmettono ai responsabili, quello che sono costretti a fare i primari, scusa se ve lo dico, ormai mi libro, cioè che devono vedere quante siringhe consumano, quante garze vengono consumate, cioè devono richiamare il personale non a far meglio, con più qualità, con più capacità di empatia nei confronti del paziente e come risultato di qualità della cura, ma devono fare i numeri. Allora, con questo diciamo che, l'ho detto in premessa, non siamo per sprecare, ma nemmeno per ridurre il tutto a un termine di sanità industriale, tra virgolette. Sì, a cui si è sommata, io sono radiologo, per cui vivo proprio in prima linea le trasformazioni di quello che è la digitalizzazione, no? E della tecnologia, perché effettivamente poi questa accelerazione è legata molto alla digitalizzazione, dove si dice, beh, ma il dato ce l'è subito, la cartella clinica ce l'è subito, le immagini lo tiene subito, un TAC prima si impiegava 20 minuti, adesso ce ne impieghi 5, ma la mente, il rapporto con la persona non ha gli stessi ritmi del beat.
della velocità, della luce, della fibra ottica. Stiamo utilizzando degli strumenti che ci dovrebbero permettere di lavorare meglio e di dare una risposta migliore al paziente, ma poi la relazione con il paziente, il tempo dedicato dovrebbe essere lo stesso, non dovrebbe cambiare. Sono strumenti aggiuntivi, invece sono diventati strumenti sottrattivi, per cui visto che va più veloce tu devi lavorare alla velocità della macchina, che vuol dire tendenzialmente aumentare i numeri nello stesso tempo. Mi pare che abbiamo detto tutto e quindi abbiamo illustrato chiaramente qual è la questione. E noi non ci fermiamo qui, lo dico, noi continueremo questa battaglia, insomma, che siamo venuti con questo intento e ci avete mandati per quanto riguarda il Consiglio regionale in questo intento. Ci avvaliamo ovviamente di coloro che ci hanno sostenuto e che ci possono dare il supporto anche dal punto di vista normativo, tecnico e quant'altro. E insieme dobbiamo fare una battaglia fino in fondo per riuscire a far emergere i numeri reali e averli in dato perché su questi poi si fanno le discussioni, non si dice completi, sulle constatazioni che ci danno i cittadini, perché questo è il nostro compito di rappresentanza, per cercare di invertire. Chiaramente ti diranno, beh, non ci sono i soldi. Beh, permettetemi di dire che se abbiamo trovato i miliardi per le armi, credo che sia più doveroso che troviamo meno miliardi, ma più qualità per la sanità. Va bene. Grazie. Grazie.